Tra i magnifici 7 c'è anche lo Stabile del Veneto, a deciderlo il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, rendendo noto l'elenco dei 7 teatri italiani cui ha attribuito la prestigiosa qualifica di nazionale prevista dalla nuova normativa sulla prosa. La decisione del Ministero giunge come una conferma della qualità del nostro progetto, rivolto al potenziamento dell'offerta verso il pubblico e alla valorizzazione del territorio, ha commentato Massimo Ongaro, direttore dello Stabile, che comprende il Goldoni di Venezia, il Verdi di Padova e il Nuovo di Verona. Costruire insieme nella Regione Veneto un grande progetto, perché 3 città importanti come Venezia, Padova e Verona possono costruire davvero progetti culturali e al tempo stesso essere punti di riferimento per un turismo culturale applicato, riportato al teatro, che possa dare un grande valore aggiunto a questa nostra regione. È una dimensione che permette di avere i numeri per aspirare al Teatro Nazionale e comunque in alternativa per poter pretendere dal Ministero una maggiore attenzione dal punto di vista finanziario. Mettiamo assieme finalmente il pubblico e il privato per fare del Veneto una realtà in cui l'offerta, il mondo turistico che ci guarda, quindi chi viene a Venezia, chi viene a Padova, chi va a Verona e a Rovigo e via via, chi viene da noi deve trovare il massimo. Abbiamo questa presunzione, il passo di oggi lo dice. È un tassello di un mosaico e avanti con questo lo faremo con la Lirica, lo faremo con la Fenice, lo faremo con le altre realtà. Noi vogliamo fare massa critica in Veneto per offrire al mondo il meglio e il passo di oggi va in questa direzione. E questo evento è un evento estremamente importante, storico per la nostra regione, perché vede ricollocare tutta una serie di soggetti che insieme possono costituire il sistema dello spettacolo dal vivo nella nostra regione.